piemontese come lingua da valorizzare è quanto propongono i parlamentari di centrodestra e centrosinistra che hanno ripresentato una legge regionale a tutela dei dialetti storici del Piemonte. Ce ne parla Danilo Gobetto. Crediamo sia importante per il Piemonte avere una lingua regionale riconosciuta. Il piemontese da tutelare e valorizzare per conservare un patrimonio storico-culturale che rischia l'estinzione. È il senso della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del centro-sinistra e del centro-destra per riconoscere il piemontese nel novero delle lingue da salvaguardare e ufficializzare alla stessa stregua di realtà europee come il catalano o il basco. D'altra parte, lingua autonoma parlata da circa 2 milioni di persone nella sola regione Piemonte, per non contare altre realtà presenti come in Sud America, il piemontese è la prima lingua d'Europa non ufficiale. Questa è una proposta di legge intanto che ha raccolto firme fra tutte le forze politiche e per sostenere, valorizzare la lingua piemontese, che è una componente fondamentale della nostra tradizione e della nostra cultura, spesso considerata, riconosciuta peraltro dall'UNESCO come una delle lingue minori italiane, quindi questa è una proposta di legge che vorremmo appunto dargli un quadro, un forte sostegno giuridico per promuovere, valorizzare quello che è una tradizione che rischia fortemente di scomparire e di non essere adeguatamente tutelata. Nella nostra proposta ci sono tante possibilità che la Regione riconosce sia agli enti associativi che già da anni si occupano di tutelare la lingua piemontese, e ci sono molte forme che consideriamo a partire dalla scuola, perché crediamo che sia importante incominciare proprio dai bambini per conservare questa nostra tradizione. E inoltre anche per gli enti locali tutto quello che riguarda la toponomastica e la riscrittura, naturalmente rimangono tutte le lingue sia italiane che altre che possono essere inserite anche nella dicitura delle targhe o delle vie, e quindi può esserci una doppia dicitura anche da questo punto di vista, ove gli enti locali lo considerino importanti, soprattutto magari per cose, monumenti o cose da ricordare che hanno un alto valore in quella località. Due obiettivi molto importanti. Il primo, la salvaguardia di una tradizione culturale indispensabile e necessaria. La lingua piemontese non era inserita tra le minoranze linguistiche. La seconda, che è ancora più importante, si tratta di una proposta di legge che coglie sino in fondo il principio del federalismo culturale, in questo caso del federalismo linguistico. No al campanilismo, sia alla valorizzazione del dialetto, in questo caso della lingua piemontese, come elemento di identità culturale, politica e oserei dire anche sociale. Al di fuori dell'appartenenza politica credo che sia un atto estremamente importante nei 150 anni d'Italia da ricordare che il Piemonte è stato il fulcro di questa unità, quindi lavorare insieme per poter dire che la lingua piemontese è una lingua estremamente valida mi pare sia il minimo che possiamo fare. Nel suo intervento ha raccontato un aneddoto legato a un distretto di Cordoba, un distretto argentino, ce lo vuole ricordare? Non ci sono dubbi, ho ricordato come in Argentina vi è, specialmente nella provincia di Cordova, dove ci sono ben 4 milioni di italiani di origine italiana che vogliono parlare piemontese e desiderano avere la grammatica piemontese perché a scuola imparano questa lingua. Credo che sia un atto di ricordo nei confronti del nostro paese estremamente valido e solido.